E voglio! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, si torna con un video sul cibo. Non sono solo, adesso vi presento il mio accompagnatore ufficiale, soprattutto per quanto riguarda queste challenge, queste sfide col cibo, che voglio sono delle vere e proprie sfide. Come vedete dalle mie spalle sono a Milano, via dei Piatti, sono da Tiello. Perché? Perché l'acqua coppia palazzi. Mi era venuta voglia di Cuzziello e quindi ho cercato su Google e ho scritto miglior Cuzziello di Milano per vedere se effettivamente esiste. Ed esiste. Ed è proprio Tiello. Quindi non vedo l'ora di assaggiare questo Cuzziello. Non so se dalle altre parti in Italia si chiama così. Cuzzetiello. Cioè comunque vabbè, il culo di sotto proprio del pane dove poi ci immerge qualsiasi cosa commestibile dentro. Pure le gomme delle macchine, l'olio dei motori. Ma come? Sì. Prima di cominciare ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento di supporto al canale, fatemi sapere se ci siete mai stati e se ce ne sono altri in altre zone d'Italia, non si può mai sapere, magari li andiamo ad assaggiare, li paragoniamo. E iscrivetevi al canale, mi sono dato un obiettivo di raggiungere i 40.000 iscritti entro la fine di quest'anno, ci siamo abbastanza vicini, vi ringrazio già per questo traguardo dei 36.000, ma non perdiamoci in altre chiacchiere, vi presento prima l'accompagnatore e poi Tiello. Il mio accompagnatore è proprio Ciao ragazzi, quest'uomo. Destro Baffo. Ciao a tutti. Hai cambiato skin? Sì, ho cambiato skin. Allora, Giovanni, ragazzi, Custodiello è arte. Perché pane croccante, morbido e dentro ci puoi mettere, come hai detto tu, ci puoi mettere quello che vuoi. Mi dovete far sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito. Io ne ho due, non so se siete d'accordo con me. Polpette, già te lo dico. Polpette, ragù, parmigiano e genovese. Mamma mia. Mo vediamo Tiello che cosa ha a disposizione. Ne prendiamo due diversi così vi facciamo vedere i vari gusti e vi facciamo sapere anche se si avvicina ai tanti Cuzzielli, ai tanti negozi di Cuzzielli che ci stanno a Napoli. Quindi vediamo. Qua dice cuore napoletano, quindi io mi fido. Siamo nel centro di Milano, però con cuore stiamo a Napoli, quindi Entriamo. Allora io prima di entrare proprio all'esterno troviamo il menù, fondamentalmente dei vari tipi di Cuzzielli che possiamo assaggiare. Come vedete ci sono profumo di casa, polpette con sugo napoletano, carne macinata mista di manzo e maiale, raffinato, polpette bianche, melenzane al funghetto salate con pomodorini del piennolo del Vesuvio top, attenzione, e basilico fresco, terra mia, salsiccia al punto di coltello con friarielli delle pendici del Vesuvio, intenso, pippia, amore vero, merenda, genovese, quello che mi dicevi tu prima, e il patatiello, come leggete qui nel menù. Poi ci danno anche la possibilità di comporlo, quindi come noi lo vogliamo, a modo tuo. C'è scritto nel Cuzziello, quindi 2 contorni, un secondo più un contorno, 2 secondi. Ci sono varie possibilità, più extra, e vedete a fianco i prezzi. Mentre al piatto c'è un contorno e un secondo. Ovviamente, come vedete, sempre qui a fianco ci sono tutti i secondi, polpette al ragù, polpette fritte, carne al ragù, salsiccia, mortadella, parmigiane di melenzane, che vorrei tanto assaggiare, ma vabbè, che ve lo dico a fare, l'intolleranza non me lo permette. E poi ci sono i contorni, melenzane al funghetto, zucchine alla scapice, arielli, peperone napoletana. oh, ma stai parlando, io volevo mangiare o no? Entriamo. Cominciamoci È più. venuta la fame, C'ho mi stanno pure i fame, dolci, stanno bruschetta con crema al pistacchio, bruschetta con crema di Nutella, birra in bottiglia, analcolici. Ci facciamo male, signori. Ci facciamo Però male, stai sì. parlando troppo. Entriamo. Già, ma assaggiamo io. Poi abbiamo appena ordinato i nostri 2 Cuzzielli, che però non vi spoilerò ancora, adesso ci arriviamo. Nell'attesa che li preparino, insomma, mi sono andato un po' a leggere la loro storia su internet e c'è scritto: nella sua ricca proposta gastronomica multietnica internazionale all'avanguardia, hai capito, manca una parola, Milano può vantare oggi il suo prezzo di verace tradizione napoletana nel giovane progetto Tiello, che ha aperto i battenti lo scorso sabato 5 giugno dell'anno scorso, quindi c'ha un annetto questo locale. 3 giovani soci hanno deciso di dedicare la prima paninoteca all'iconico Cuzziello napoletano, trasmettendo una storia che profuma di famiglia e di amore, portando a Milano un culto della tradizione culinaria partenopea. Ed è il motivo per cui siamo venuti qui ad assaggiarlo, a metterlo a confronto con quelli che abbiamo assaggiato di solito a Napoli, e non vedo l'ora. Infatti, come vedete, la fame si fa sentire, pure perché sono le 14:17, tutto a me male. Teniamo pure un aereo, via, siamo a di, o per dire, state buoni su una tour. Poi come vedete Tiello non è un ristorante, fondamentalmente è un takeaway, cioè proprio un prendi e porta a casa, è una toccata e fuga. Cioè mi ricorda molto, sai, i vicoletti di Napoli, stretti, dove non c'è spazio fondamentalmente. È il mio. Bravo, vai a prenderli, vai. Beh,
Mamma mia, che faccio che te ne su manino? Oddio, micidiale. Guagliù, mi sono preso il raffinato che ha polpette bianche, melanzane al funghetto saltate con pomodorini del pieno del Vesuvio DOP e basilico fresco. Mamma mia, adoro proprio i pucciacchi. No, è troppo superato. Perla del giorno. Comunque, vai giù. Ecco qua come si presenta questo l'aspetto cuzzetillo. spettacolare. E un pane popolare rumeno, che sai, il pane della nonna della domenica che aveva pianco pa massaria. Mamma mia. La masseria. Che questo dice mezzo terre, mezzo alle terre a Napoli abbiamo Sì, le masserie. no, ma c'è anche un po' di terreno qua. Esatto. Vedi? E un turreno proprio, dice Maro, fuggite poi Pumarole dove un giorno molto vicino andrà a cogliere No, superato. le No. albicocche. No. Saluto al chef Franco. Grande. Ok. Sì, grazie. Terra mia. Grazie. Ecco, buon appetito. Grazie. Signori, salsicce e feli che... Terra mia. No, mi devi dire quando lo devo digerire questo. Questo penso, allora, nel tuo video che avranno già visto, dovevamo andare da Milano a Napoli a piedi. Per digerire questi due, penso che dobbiamo tornare a Cugliate e Fabiasco. Esatto. Correndo però. Esattamente, bro. Da Napoli. Ho notato una cosa del tuo, abbrustolito sotto. Oddio, questo è super croccante, bro. Esatto, c'è proprio arruscato. Io non me ne capato, non ce la faccio più ad aspettare. Vai, bro. Allora, però prima di dare questa capata, secondo me devo stare proprio attento a non sporcarmi. E secondo me questo qua si mangia a pitoffio. Bravo. Si mangerà Insegnaci cos'è il pitoffio, caro Super Allan. in pratica è questa posizione qua del corpo con le gambe mezze divaricate, diciamo devi stare così proprio sulle gambe, culetto un poco dietro sporgente perché non ti devi sporcare in petto, la roba non è che sta sotto una maglietta, devi buttare pure il tuo corpo. Però ci sono due tipi di pitoffio che io dopo spiego con questo. Ok, Va bene? alta scuola proprio. Sì, alta scuola. Alta scuola di napoletano, un video napoletano, già mangi spurcata la mano, hanno fatto la prima, pomodoro del pieno del DOP. Esatto. Mamma mia, Giova. Cioè, raga, Non so dove dare il morso. pienissimo. Proprio perché è pieno. Oddio, Super Allan, signori. All'attacco. È partito lui. Se sono già a polpetta, tutto al dente, l'accostamento polpetta, pomodoro e melanzane a funghetto. Ciao. Sì, eh? Oh, Giova. Vai giù. È clamoroso. Buono. È buonissimo. L'aspetto è spettacolare. L'aspetto è spettacolare, la polpetta è proprio E buonissima. invece il pane? Croccante. Bello. Mamma mia, bello. A me è meno arruscato del tuo. Sì, a me è più, vedi, più bruciacchiato. Sì, sì. Però la cottura, cioè, ovviamente si vede. Guardate qua. Poi non lo so, è Tranci, tranci È c'è, tranci. signori. Passa la macchina, in testa tu tranci. Nada mai. Questo Ma passa mai. solo macchina uno, cavaliere. E quanta sorte che te. E tranci, chef. Con la terza capata e poi ti faccio partire a te. Vai, bro, vai. Il pomodoro in bocca mi ricorda proprio il Vesuvio, che sa proprio il sapore della campagna, il sapore di Napoli. Se chiudi gli occhi, stai a Napoli, bro. Se chiudo gli occhi, sei in paradiso. Bello, fratello. Polpetta, brave che belle, eh. All'interno bella, cotta bene. È assurda. Sì? Vai, sto facendo Ciao, la facci fame. giù. Ciao, Vai, facci giù, ho già vai tu, assaggiato. vai tu. Ed ecco il tuo turno. Allora, il mio salsiccia e friarielli nel cuzzitiello, pane bello croccante. Se prima tu hai spiegato l'arte del pitoffio, io ora spiego l'arte del pitoffio 2.0. Gambe divaricate. Questo vale solo per la salsiccia e friarielli, vi spiego perché. Cuzzitiello così, mignolo così. Perché? Do il morso, il friariello rimane incastrato e tutto, il mignolo. Signori, ma di che video stiamo parlando? Cioè, dovevamo fare il video che li riportavamo da Milano a Napoli? In tutte le sue tradizioni, forme, culture. Ah, dai il morso, lo do, eh. Mamma mia, Carmine, che muorzicchierato. Mamma mia, friariello mi riente subito. Di che friariello stiamo parlando? Dici la verità. Sì, un baffo inzavati intanto. Baffetto insalata, benissimo. Allora, pane mi piace, qui forse un po' troppo bruciacchiato, ok? Salsiccia buonissima, però a me il friello deve essere croccante, deve essere piccante, deve essere amaro e non deve essere bollito. Purtroppo È bollito? secondo me è bollito e non è piccante, non c'è aglio, non sape niente. Ah, Ma ma noi nei video diciamo sempre e solo la verità. Il mio mi è piaciuto tantissimo. io te lo farei assaggiare. Allora, do un altro morso, ok? Perché uno. È sempre troppo poco. La salsiccia mi piace, ci c'è già. È il Si friariello poteva dare che... qualcosa in più per dare quello sprint, quella cosa. Per riportarti a Napoli al 100%. T'hanno portato all'80, 85. Devi assaggiare. Mo lo assaggio, dai, do una capata. Esatto, vedi tu. Intanto scambio di testimoni. Ma tu che bello, fratello. Vai, vai. Però ci piglia proprio polpetta. È nata cosa. È un'altra storia. Stai a Napoli? Sì. Ma te l'ho detto subito. Ma si sente subito. Melanzane e il camion a fungitielle. Sì, sì. Vabbè. Base. Vero, vero, La vero. nostra No, ma tradizione. li dobbiamo chiamare tutto quanto come si chiama a Napoli. La polpetta ci sta da Dio, buonissima. E non è secco, me lo aspetto No. più secco, invece non è secco. Morbido, croccante, buonissimo. buonissimo. Ok. Assaggia tu salsiccia fritte, voglio sapere la tua. Vai. Ti dico la verità. A salsiccia tiene una bella faccia. Sì. Da qua proprio. Guardate qua. Guardate la ciccia. Cioè, della salsiccia.
Lo senti subito, un friariello. Fra riel. Deve essere valorizzato il friello, fratello. Deve essere valorizzato. Si chiama terra mia, portamici alla terra mia. Assaggio solo il friariello. Mo. Sì. Non è il friariello nostro. Sì. Non è un friariello A nostro. parte che non è manco il periodo adesso, ok? Cioè, la roba c'è, Cioè, il friello c'è. La salsiccia è buona. Sì, la la salsiccia è buona. buona. Il pane pure è buono. È vero, rispetto al mio è molto più abbrustolito, ma l'avevo già visto sotto. Però il panino poteva veramente rendere molto di più con un friariello diverso. Sì. Peccato, perché un panino, stiamo parlando di un puzzettillo da 10 per stare a Milano. Beh, vero. Dai, riscambiamoci testimoni. Prego, bro. Perché a me a un fungidillo lasci pazzi. Mi fai una capata proprio, ma capata? Cioè capata dopo una di fatigue, proprio capata proprio, capisci a me? Mamma mia, giova. Mo' mi hai fatto allegria. I mulignani, fai le melenzane. Sono buone, Sono proprio buone, la salsa. E poi come dici tu, magari da fuori puoi pensare che il puzzitillo è un po' secco. Invece no, perché comunque il sugo delle melenzane Impregna la mollica. impregna la mollica È e spettacolo. ti fa proprio consolare. È buono, voglio, non è che. Non è che... Aiuto, peccato per fello. Oddio, stavo per morire. Peccato per fello perché il cucciolo mi piace. No, il fello me ne fa piccante, deve essere amaro. Mo non è un periodo. Ci può stare, ci può stare. Non lo boccio, non lo voglio bocciare. Che voto gli dai però? 7. Che è un ottimo voto. 7. Più della sufficienza. Io al mio gli do un 8,5/9. Sono d'accordo. Barra 9. 9. Sì, eh? Sì, sono Ci sta tutto. Vero. È veramente buono, voglio. Comunque non si vale. Frate, le capate se le fa dare. Comunque mo come stavi seduto su questo... Come si chiama sto Ma coso? io mi sono inzavato No. tutto. No. A pitoffio. Non lo hai eseguito perfettamente, ci ha scrutato Non me ne pasta. sono proprio accorto. Era bucata sotto. Guarda a scurare l'uoglio. Date candello. Comunque come stai seduto qua sopra, sembra che stai seduto, sai, dietro i vicoletti di Napoli. Bravo. Con cuzzutello in mano. Tutti gli occhi, immagina i motorini, il traffico, stiamo andando. Un maciello. Bravo. Ragazzi, intanto vi mostro anche lo scontrino. Ecco qui, raffinato prezzo 7,90 €, terra mia quello di Scialle 7,90 €, la Fanta 2,50 €, l'acqua 1 euro, per un totale di 19,30 €. Fatemi sapere comunque il prezzo se per voi ci può stare, ma è onesto. Siamo a Milano, bro. Sì, siamo a Milano, comunque il costo qua è un po' Tutti più i elevato. napoletani che mangiamo a Milano, quindi. Esatto. Abbiamo appena finito di mangiare il nostro... No. Pagliuccia. Abbiamo appena finito di mangiare il nostro guzzutiello. Siamo rimasti comunque soddisfatti. Sì, è vai. un buon prodotto. Buono. Vi abbiamo mostrato però, diciamo, una piccola pecca A me all'interno il di sapore terra mi è mia. sì, il sapore mi è rimasto. Il perché sapore c'è. resta. Il sapore Sì, resta. sì. Però il frillo, voglio a me il frillo è arte, va valorizzato. Eh sì, siamo napoletani, comunque andiamo a cercare sempre il pelo nell'uovo. Esatto. Ma noi siamo venuti qua per effettivamente dirvi qual è la nostra esperienza per quello che andiamo a mangiare. Esattamente. E quindi abbiamo dato anche dei bei voti. Fateci sapere se il video vi è piaciuto, se ne volete altri insieme a Sciale, sul cibo soprattutto, fatecelo sapere. Sì. Fatecelo sapere qui sotto nel commento. Dove ci volete vedere. Soprattutto i mi piace, sono importanti. Vai, mi piace, iscrizione al canale e tanti bei commenti. Ci vediamo in un prossimo video. E wagyu. Ciao!